Si chiama QV, che sta per qualità verificata, ed è promosso dalla Regione Veneto. Impareremo presto a riconoscerlo tra i banchi del supermercato, questo bollino che è verde per l'ortofrutta, rosso per le carni, azzurro per i prodotti del lattiero caseario e blu per quelli ittici. Il nuovo marchio, presentato ufficialmente a Palazzo Moroni a Padova, identifica i prodotti territoriali ad elevato standard di qualità, frutto di un rigido disciplinare di produzione. QV è un marchio di qualità regionale che interviene su 4 settori: ittico, ortofrutta, carni, lattiero caseario, protegge attraverso un disciplinare di produzione i produttori che vogliono aderire a questo tipo di iniziativa, e poi questo tipo di marchio di qualità può essere promosso a livello di comunicativo in tutto il Veneto e anche in tutta Italia, e i prodotti qualità verificata possono essere inseriti non solamente nei negozi di vicinato, ma anche nella grande distribuzione. Oggi abbiamo avuto l'occasione di parlare anche con 3 della grande distribuzione, Ali, Despar e Coop Italia, e si sono resi disponibili in questa operazione anche per dare una mano ai produttori veneti che con l'embargo qualche difficoltà ce l'hanno. Ma sicuramente la grande distribuzione può fare la differenza. I prodotti locali bisogna che noi tutti della GDO, della grande distribuzione, quindi li vediamo come un'opportunità da saper cogliere, da saper valorizzare, e ritengo con questo progetto, appunto il progetto di qualità verificata, questa sintonia e strategia si possa fare. Il percorso che ha portato alla nascita di QV è stato lungo e pieno di ostacoli. Di un marchio per la tutela della qualità dei prodotti territoriali, infatti, si parlava per la prima volta già nel 2001 all'interno della legge regionale 12. Molte difficoltà, le principali sono quelle normative, le normative comunitarie, perché ogni volta che si fa un marchio qualità deve essere costruito bene, comunicato a livello comunitario. La Commissione, prima di dare le risposte, fa passare del tempo, molto tempo per l'analisi, e poi in qualche modo, quando è ritornato, siamo riusciti a partire. Il coordinamento e la messa a disposizione dei marchi a disposizione dei produttori, da lì pian piano siamo partiti. Poi la congiuntura economica negativa da una parte e l'embargo dall'altra ha fatto sì che 2 soggetti importanti si parlassero: la produzione e la grande distribuzione. Tra sistema cooperativo e imprese private ci sono circa 700 aziende che ad oggi possono indossare il nuovo marchio. È stato un percorso lungo, però noi ci abbiamo creduto. I produttori in primis, che ringrazio, ci hanno creduto. Non è stato facile perché chiaramente sono delle realtà diverse. Voi pensate sposare il settore della carne con il lattiero caseario, con l'ortofrutticolo, però siamo convinti, questo è un punto di partenza per noi. Abbiamo già dei test che sono andati molto bene, però noi siamo convinti che da oggi potremo dare un qualcosa in più ai compratori che si rivolgeranno nei mercati a comprare prodotti a qualità verificata. L'applicazione dei disciplinari di produzione da parte dei produttori viene controllata da enti di certificazione terzi, accreditati a livello internazionale e autorizzati dalla Regione stessa. Il sistema di controllo della filiera, così gestito, ha lo scopo di tutelare al massimo la sicurezza dei consumatori. Ringraziamo la Regione Veneta che ha dato questa opportunità di poter verificare per il consumatore i nostri prodotti, perché quello che noi vogliamo fare è di garantire ai nostri consumatori che questo è un prodotto veneto di origine e che possono essere sicuri e tranquilli nel mangiare, per la sicurezza alimentare a 360 gradi. Non solo latticini, pesce, frutta e formaggi. Grazie a QV si potrà facilmente riconoscere anche la carne veneta. Ci consente di dare un nome alla carne, quindi di distinguerla dalla carne estera che arriva oggi da tutte le parti del mondo in Italia. Noi siamo importatori netti, abbiamo quasi una bistecca su 2 che è straniera, quindi il 50% della carne importata. Di conseguenza, visto che mancava un marchio per la carne, grazie alla Regione Veneto siamo riusciti ad arrivare a promuovere il marchio qualità verificata, e da adesso in avanti dovremmo essere bravi per riuscire a metterlo sulla carne che viene esposta nei banchi delle macellerie. Nel senso che i produttori sono organizzati, noi di Azove gestiamo tutta la filiera, quindi abbiamo una certificazione di filiera, una certificazione di processo, gestiamo la macellazione, la lavorazione e la distribuzione delle carni. Il fatto di poter distinguere queste carni con un marchio che è supportato e garantito dalla Regione Veneto e trae origine da uno specifico disciplinare di produzione dovrebbe dare al consumatore un qualcosa in più e fare in modo di incentivare il consumo delle carni.
Il prossimo obiettivo della Regione Veneto per lo sviluppo del sistema di qualità verificata riguarda i disciplinari di produzione per i prodotti trasformati. Presto potremo avere dunque anche l'olio, i salumi, la pasta ottenuti a partire da materie prime agricole certificate qualità verificata.